L'altra scarpa, Effendi. كم كيلو هذا؟ لك تعريفه؟ منهم الله. Eccoli. Non è neanche tra questi, Maggiore. Mi servono uomini. E molti soldi. Charles, non possiamo perdere tempo. Non contarci. Per me finisce qui. Non voglio fare la stessa fine degli altri. Vattene anche tu. Da solo non potrai mai farcela. L'operazione è scattata. Ma i soldi non sono ancora arrivati, come farei? Non lo so. Ci penserò. Presto, andiamo. Portateli dietro!
Dobbiamo atterrare a Creta. A Creta? Ma ci sono solo tedeschi, che ci andiamo a fare? Non lo so, ce lo diranno laggiù. Dammi la posizione. Subito. Gradi nord. Grazie. Aerei nemici da ore 10, ai posti di combattimento. Buonasera. Mi scusi, signora Matera, volevo parlare con suo marito, ma non è venuto. Ho capito, hai bisogno di un permesso. Che Allah ve ne renda merito. Stia calma. Non ho nessuna intenzione di farle del male. Promette di non mettersi a gridare. Che cosa vuole? Se si vive a lungo con un uomo, non si può non conoscerne i segreti. E Charles non deve averne molti con lei. Comunque, se avessi trovato quello che cercavo, non avrei dovuto spaventarla. Cercava? Cercava cosa? Un pacchetto. Un pacchetto che deve essere stato spedito a suo marito a nome mio. È molto importante per me. Ma qui non c'è niente. Temo proprio che sia così. Io sono un amico di suo marito, mi chiamo Pablo Vallajo. Quel pacchetto non è nemmeno alla Samco. Ne vengo io adesso. Se dovesse arrivare, dove posso chiamarla? Non si preoccupi, mi terrò in contatto con lei.
finalmente. Dove sei? Scusami, non ti posso spiegare ora. Devo partire. Come al solito. Posso sapere quando conti di tornare? Non lo so ancora. È venuto un certo signor Vallaco. Chi è? Un amico. Mi ha detto che aspettava un pacchetto. Ah, sì, quando arriva daglielo. Ora devo andare, ciao. Un momento, aspetta un momento. Aquila 1 chiama Creta. Aquila 1 chiama Creta. Aereo matricola 137 chiede permesso di atterrare vostro aeroporto. Maggiore Stefano Ridolfi. Capitano von Schlieben. Molto lieto. Ciao, Tenente Enier. Corsini. Ciao, che stalli. Salve. Ciao, De Vita. Ciao. Come va? Ciao, Boyd. Come va? Signore. Ciao, Barber. Maggiore. Signori? Salve, salve. Ciao. You can pass, Major. What do you think you're doing here, Corporal? Swinging the lead. Is that what it is? I thought you were told to report to the guard room. You get round there, right? Grazie. Coordinate 71 e 46. Major Harris. Controllo anti-SOM ad ammiragliato. No, thank you. Un altro bombardiere italiano sfuggito a intercettazione. Coordinate 1147, presumibilmente diretto verso Creta. È il 7° aereo. Harris, ne potremmo sapere di più dai nostri amici di Creta? Sì, signore. Comunque penso sempre che la cosa ci interessi direttamente. Il servizio segreto ha una bella fantasia. Comunque, come le ho già detto, questa zona è assolutamente priva di importanza strategica. Mi scusi, signore, ma non sono affatto d'accordo. Conosco le sue opinioni, Maggiore Harris, come i suoi metodi. Per questo l'ho convocata. Non le posso permettere di disturbare il clima, diciamo, neutrale del paese che ci ospita. Certo. Vuole che abbandoni la partita, sir? No. Se la sbrighi lei. A carta bianca. Grazie. Ehi, attento! Sono pieni di benzina. Niente paura. Mi scusi. Sono gli uffici amministrativi della Sanco, questi? No, qui c'è solamente il deposito. Gli uffici sono in città, da tutt'altra parte. Grazie. Salve!
Signore, è arrivato un messaggio cifrato dai nostri di Creta. 2 sommergibili tedeschi hanno scaricato un nuovo tipo di bombe laggiù. Che bombe? Ah, non lo sappiamo. Per quanto riguarda i bombardieri italiani, i nostri informatori ci avvertono che ci lavorano 24 ore al giorno. Grazie, Davison. C'è il maggiore Harris. S'accomodi, maggiore. Buongiorno. Prego. Suo marito non c'è? È partito ieri sera. Posso aiutarla io? Sì, forse. Ero venuto per un'informazione. Volevo semplicemente sapere se conosce un certo Vallejo. Chi? Pablo Vallejo, uno spagnolo. Ci pensi bene prima di rispondermi. Grazie di avermi avvertita, però non riesco a capire perché lo chieda proprio a me. Forse lei no, ma suo marito capirebbe. Io, per meglio dire, il mio governo ha interesse che questa zona rimanga tranquilla quanto più è possibile. Ma ora è spuntato fuori questo Vallejo che prima o poi si metterà in contatto con lei. Sempre che non lo abbia già fatto. Non vedo come questo possa accadere, maggiore. Senta, lei ha un passaporto svizzero, ma è d'origine italiana. Le cose non vanno molto bene per i suoi amici. La guerra durerà poco ormai. Un piccolo aiuto oggi potrebbe essere un grande aiuto domani. Allora? Allora cosa? Si è messo in contatto con lei? Non ho mai incontrato questo... Scusi, come si chiama? Vallejo? Già. Non ho nessuna intenzione di lasciarlo operare nel mio territorio. Quindi, signora Matera, nell'eventualità che dovesse farsi vivo, sia così gentile di dirgli che se accetta di consegnarsi immediatamente a me, troverò la maniera perché lui ed i suoi eventuali complici possano lasciare tranquillamente il paese. In caso contrario, cioè se dovesse rifiutare la mia proposta, sarò costretto ad eliminarlo. Forse lei non ha idea del gioco che io e Vallejo conduciamo. Ci si può scottare. Sono $1.000 americani per ciascuno, in contanti. Per 4 fa 4.000. Un po' caro, direi. Prendere o lasciare, chiaro? Non compro mai senza prima vedere la merce. È tutta qui. Guarda.
Quello è Jesus Maria, un ottimo autista. Beve, però è calmo. Poi quel grassone laggiù. Sì, quello perduto nei sogni dell'Hashish. Si fa chiamare il sultano. Il sultano? Quello là in fondo si chiama Tex. Quell'altro è Bibi. Con te fanno 5. No, amico. Io solo valgo per 4 e fa 8.000. Non scordarlo. Località che in codice chiameremo Punto K. Come potete vedere, non è certo una delle migliori piste d'atterraggio che abbiamo avuto. Si tratta di una grossa conca, fortunatamente assai ben riparata dal vento della zona, il Simoon. Vento che raggiunge spesso la velocità di 45-50 nodi, particolare che è bene tenere a mente. Per quanto riguarda il fondo calcareo, sotto lo strato di sabbia, esso è abbastanza solido. L'altezza della catena montuosa è di 300 metri, il diametro della conca 1000. Questi sono i dati tecnici che concernono l'operazione. Caporale, vieni! Torna qua, È arrivato quel manometro! Sergente Rastelli! Sergente Rastelli! Tra poco avrò finito con la pompa dell'olio. Bastiani, portamela 18! Mi raccomando, capito? Trattamelo bene. Stia tranquilli. La piana del 2 è a posto! Ehi! Oh, quello c'ha sempre che la pompa dell'olio. È fissato. Ma, che si capisce, bravo. Vorrei tanto sapere perché. Allora, è arrivato? Proprio oggi. Cosa devo fare adesso? Ti troverà dei soldi, li porti a casa. Le dirò quando vengo a prenderli. Sì, ho capito. Aspetto che mi chiami. Sono $150.000. Come vede, la lettera di credito ha il nome del beneficiario in bianco. E sarà pagata alla consegna della merce, naturalmente. Lei con i suoi uomini potrà passare indisturbato per i miei territori. Grazie, Sheikh. C'è ancora un piccolo particolare. La mia presenza, come era facile prevedere, ha risvegliato l'interesse di un bulldog. Già, di un bulldog inglese. I cani inglesi non mollano mai la preda, ma se la lepre è in riserva è al sicuro. Una visita non del tutto inaspettata, signor Vallajo. Il bulldog di cui parlava è già qui. E abbiamo un'ottima memoria. I favori ricevuti
Non li dimentichiamo mai. Questo concetto è abbastanza discutibile. Molti anni fa, voi inglesi avete detto ai nostri antenati di essere di passaggio da qui. Sto scherzando, naturalmente. Comunque, mi dica, Maggiore, è davvero così pericoloso questo signor Vallajo, dal momento che voi inglesi mi chiedete di consegnarvelo? Secondo noi, sceicco, forse sta preparando una sollevazione delle tribù nomadi contro di noi. O forse c'è dell'altro. Ma solo lui ce lo può dire. Ed è per questo che vorrei portarlo con me. Si rende conto, Maggiore Harris, che lei, in altre parole, mi sta chiedendo di tradire un ospite? E una volta fuori di qui gli offrirò una scelta. Potrò farlo parlare e certi mezzi mi ripugnano. Ma se accetterà di abbandonare la partita, lo lascerò andare. Quando? Dopo un ragionevole lasso di tempo. Lei mi delude, Maggiore Harris. Si ricordi che siamo in un paese neutrale e io ci sto bene. Ne vuole? Sono squisiti. Allora ha già scelto. Cosa intendono fare i suoi amici qui? Ah, Maggiore Harris. Non oserei mai privarla del piacere di scoprirlo da solo. Signori, non è prudente viaggiare con il buio. Vi ho fatto preparare 2 alloggi. Preferirei togliere il disturbo. Insieme al signor Vallajo, naturalmente. Nessun disturbo, Maggiore Harris. Vede? Nessun disturbo. Ahmed? Mi risponderai personalmente della sicurezza degli ospiti. Vuol dire che sono prigioniero. Prigioniero? È un termine molto brutale, signor Vallajo. Diciamo che lei avrà un guardiano a protezione del suo sonno. Che la notte le sia dolce. Avanti. Capitano, prego, prego. Si sieda, Maggiore. Grazie. Sigarette? No, grazie. Abbiamo ricevuto notizie per voi. Poco fa, Maggiore, ci hanno comunicato che l'appuntamento in questione è stato fissato per domani notte. Molto bene. Siamo pronti a partire. Verrò a salutarvi sulla linea di volo, Maggiore. Grazie. Le ho fatto preparare un buon caffè all'italiana. Davvero gentile. Grazie. Avanti. Metta qui. Immagino che per un po' non avrà modo di prenderne altri. Già. Zucchero? Solo uno. Presto, agli aerei! Rastelli, gli estintori sul campo.
Aufgepasst! Kommt eine! Da sind sie! Molti danni, Maggiore? Abbiamo perso un aereo. Mi dispiace per i suoi uomini. I partigiani non avrebbero attaccato se non fossimo stati qua. È la guerra, Maggiore. Ne abbiamo fatte le regole e dobbiamo subirle. Vieni dentro. No, mamma. Ma è tardi. Mi dica, l'ascolto. Ha fatto come le ho detto. Ha portato il denaro a casa. Certo, ma... Allora mi raccomando, l'aspetto subito davanti al deposito della Sanco. D'accordo? D'accordo. Ma perché qui? Buonasera, signore Matteo.
Avanti da questa parte! Dai, dai! Preghiamoci! Ancora, ancora! Fermati! Indietro adesso! Così! Forza! Accostati, poi comincia a caricare i fusti! Vai! Ehi tu! Va avanti! Stop! Stop! Indietro! Indietro! Affiancati all'altro! Bene! Bene! Carica i fusti anche tu adesso! Ma insomma, che cosa significa tutto questo? Pablo! Prendo solo quello che mi appartiene. Ecco, controllo. Ma Pablo! È una fattura regolarmente pagata. Branco di cani bastardi! Vi avevo detto di sorvegliarlo e ve lo siete lasciato sfuggire! Quando do un ordine voglio che sia eseguito. Chi era di guardia? Perché non gli dice il fatto suo, signore? Semplicemente perché mi conviene stare al gioco. Da che parte è fuggito? Le tracce dell'auto sembrano tornare in città. Sbrighiamoci. Portatelo via! E se ha preso una strada diversa? Non abbiamo altra scelta. La radio funziona? Sì. Chiamami il generale. Allora, siamo pronti? Sì, abbiamo finito. Venite qui tutti. Bene, spagnolo. I fusti li abbiamo caricati. Dov'è il denaro? Anna. Questa è la metà. L'altra a destinazione, come d'accordo. E dove sarebbe? 270 chilometri sulla pista di Afar. Come? In pieno deserto? Esatto. Cosa vi credevate? Che per $1000 vi portavamo a fare una passeggiata alle Hawaii? Muovetevi! Sali. Ma Pablo! Su, su. Monta. Avanti. Dovevo farlo. Ma che cosa c'entro io in tutta questa faccenda? Preferiva il terzo grado del maggiore Harris? Maggiore Harris? Sono un agente italiano, Anna. Esattamente come suo marito, è tutto chiaro ora?
molto tempo che conosce Charles. Abbastanza. Era al corrente dello scherzo che lei mi ha giocato. No, ma sono convinto che al mio posto avrebbe agito nella stessa maniera. Questo è cinismo. Beh, fa parte del nostro mestiere. Ho freddo. Alle Rocce Verdi. Ho un appuntamento al quale non posso mancare assolutamente. Allo? Nessuna notizia? Ah, non ancora. Che succede? Perché non hai telefonato? Lo sai che non devi venire qui. Fendi Davison degli uomini hanno costretto la signora Anna a seguirli. Continua. Hanno preso la benzina con dei camion. Benzina? Sì, Fendi. Cosa c'è? Non si muova. Vieni avanti, spagnolo! Basta così. Posa il mitra davanti a te, non ti serve adesso. Ora ragioniamo, spagnolo. Noi per continuare vogliamo il doppio. Se non ti sta bene puoi prenderti un camion, la tua donna e tornartene indietro. Allora in questo caso il carico ce lo teniamo noi. Sei un lurido bastardo! Fermi!
questa la strada, come ci ha detto il custode della Samco. È arrivato questo messaggio, signore. Grazie. 71, repeat, 2 degrees north, 10 kittens. The church bell does not ring. Non ritengo che per il momento si debba dare il preallarme. Cosa rispondiamo al maggiore Harris? Ci tenga informati degli sviluppi. Se lo creda necessario, intervenga pure. Bene. Pablo, guarda, i predoni. Vogliono la benzina. Sono i predoni di Abdelker. Vi ha avvisato il maggiore Harris. Pronto? Pronto? Attention, attention. The flowers are born in the garden. The swallow has built its nest. The frog does not sing.
The dove must not fly. Repeat, the flowers are born in the garden. Abbiamo ancora molta strada da fare. Speriamo di non avere altri incontri del genere. Sarebbe una bella prospettiva. Direi che si tratta di 5 o 6 camion. Complimenti, signore. Con il suo permesso direi che stiamo giocando agli indiani. Non sappiamo dove si dirigano, ma loro non sanno che li seguiamo. Su! Si riparte! Bene, Spagnolo. È arrivato il momento di darci il resto dei soldi. C'è da scaricare quello. Non ce ne servono 2 per tornare. Se vuoi un consiglio, invece di sprecare il tuo tempo, fa come ti ho detto, muoviti. Bravo, vedo che capisci. Pablo, Sì? la prego, hanno bisogno di acqua a sufficienza. La prossima osi dista da qui circa 120 chilometri. Che ne direbbe di una buona tazza di caffè? Come le piace? Lo faccia più forte che può. È davvero convinto di ciò che fa, signore? Spero proprio di sì. Per lei, si capisce. Non credo che lo troverebbero molto divertente come scherzo. Mettere in stato d'allarme tutte le basi del Medio Oriente. Sergente, non posso che condividere il tuo parere. Si tratterebbe dell'ultimo sbaglio della mia carriera. Non ti pare? Beh, muoviamoci.
Sono disposto a sorvolare su tanta numerosa compagnia e anche a ignorare lo scopo che la spinge in una qualsiasi direzione. Però il suo atteggiamento mi costringe a ricordarle che su queste terre ho un diritto a cui nessuno, neppure un autorevole rappresentante di una potente nazione quale lei, Harris, potrà mai farmi rinunciare. Cioè il diritto di vita o di morte. Vede, sceicco, voglio soltanto impedire che succeda qualcosa che potrebbe essere pericoloso per entrambi. So io cosa può essere pericoloso per me. Devo seguire la mia pista. Non attraverso il mio territorio. È la sua decisione? Pronti, signore. E ora filate. Spagnolo, se ti incontro ancora sulla mia strada, t'ammazzo. Grazie. Tra poco sarà tutto finito. Se Dio vuole. Così potrò farmi una bella dormita. Io a Aden non posso tornare. Ma neanche lei, mi pare. Quanto a me, senz'altro. Ma lei sì. Adesso può farlo. Niente male il caffè. Bastiani. Buongiorno. Buongiorno. Rastelli? Pure l'aereo del capitano Veniere è a posto. Molto bene. La situazione? 3 sono sistemati, pronti per il decollo, insomma. Per quanto riguarda gli altri, Maggiore, naturalmente stiamo facendo il possibile. La resa dei motori è già abbastanza buona, siamo circa al 60%. Cercheremo di migliorarla. Mi pare proprio di avergli detto tutto. Beh, lei conosce lo stato dei piani di coda. L'avevamo riparati già 3 volte. E le strutture? Sono come le mie, artritiche. Grazie, sergente. Ho una riunione con i miei ufficiali, a più tardi. D'accordo. Capitano. Signori ufficiali, attenti! Comodi, comodi, grazie. Signori, siamo tutti qui. Quindi, veniamo subito al dunque. La ragione per la quale ci hanno raggruppati tutti qui a Creta è molto semplice in fondo. Oltre ad essere più vicini al nostro obiettivo, i nostri alleati ci forniranno di un nuovo tipo di bombe.
Il tenente Corsini vi ha già spiegato in precedenza nei minimi dettagli tutti i particolari tecnici dell'operazione. Scopo della missione è fermare i convogli nemici diretti in Sicilia, dove ci sono 100.000 uomini stretti in una morsa d'acciaio che noi dobbiamo allentare. Il nostro, signori, è il solo reparto bombardieri rimasto. L'esercito e la marina stanno facendo l'impossibile, ma da noi aspettano un miracolo. Mi scusi, signore, non crederà di riuscire a fermare quei convogli con i nostri aerei? Non i loro convogli, tenente Castaldi. Dobbiamo attaccarli nel loro punto più vitale, i pozzi petroliferi del Golfo Persico, e dobbiamo colpirli con la massima precisione. In pieno deserto, signor Maggiore? Già. Prima, signori, ho parlato di un miracolo. Come vedete, non stavo affatto esagerando. Signor Maggiore, ci vorrebbe davvero un miracolo. Abbiamo uomini ed aerei completamente a pezzi. Non lo so, ma l'unica speranza per salvare migliaia e migliaia di vite umane è quella di distruggere la sorgente dei loro rifornimenti. Questo non è un ordine, ma non abbiamo nessun'altra alternativa. La decisione spetta a voi. Lo ha detto lei, signor Maggiore. Non ci sono alternative. Grazie. Grazie, signori. 5.000 galloni di carburante, hai detto? Sì, signore. Aeroplani? Aeroplani, signore? Col suo permesso in questo orribile posto ci sono al massimo dei cammelli. Decisamente gli italiani hanno più fantasia di certi inglesi. Davison, andiamo. Voglio mettermi in contatto radio con la base Qatar. Grazie. Vorrei venire con voi, Maggiore. Monti su un camion. Andate! Bene, Carco. Ciao! Nessuna notizia? No, non ancora. Usciranno dal silenzio radio a 50 km da qui. Oltretutto non sa neanche se sono partiti. Se la situazione non fosse così spaventosa, sarebbe quasi comica. Sei bella, Anna. Non lo fare. Hai ragione. Ora devi tornare indietro. Ci rivedremo. No. No, lui è scivolato sotto, dai. Io l'ho ripreso, adesso. Siamo pronti, comandante. Vengo subito. Bene.
Noi le dobbiamo molto, capitano. Arrivederci. Arrivederci e buona fortuna per la vostra missione. Ne avremo veramente bisogno, grazie. Maggiore. Signori. Attenzione, il prato è in fiore, ripeto, il prato è in fiore. Da capo squadriglia a formazione. Da capo squadriglia a formazione. Aquila 2, 3, 4, 5. Attenzione. Ordine di decollo ad intervalli di 50 metri. Rotta per 160 gradi sud. Chiudo. Possiamo andare. Pronti? Aquila 1 chiama base. Aquila 1 chiama base. Attenzione, 5 fiori d'argento sono sbocciati. Questa è l'ultima comunicazione. Inizio silenzio radio. Chiudo. Nessuna notizia? Continuano a dire la colomba non deve volare, la colomba non deve volare. Per me non ha spiccato mai il volo. Rotta perfetta. Che luna. Speriamo che si copra più presto e torni a spuntare alle rocce verdi. Speriamo. Non sei d'accordo? Sì. Perché vedi, certo. un apparecchio da caccia non ti potrà mai dare le stesse soddisfazioni di un trimotore. Non ti rendi conto che... Sergente, l'olio, pompa d'emergenza. Questa non ci voleva.
Si sta fermando! Presto, sergente, faccia presto, presto! Dia più pressione che può! Olio, olio! Leva il contatto. Comandante equipaggio, pronti ad abbandonare l'aereo. Guarda, Venier. Dobbiamo trasmettere la posizione alla base. Assoluto silenzio radio. Non possiamo compromettere la missione. Come al solito, signore. Dato che la caccia prima di giorno non può intervenire alle rocce verdi, toccherà a noi distruggere la benzina. Bene, sergente. Già, ma se poi quelli arrivano prima di noi, che figura ci facciamo? Il lato migliore del nostro lavoro è non sapere mai come finirà. Giusto? Andiamo. Che luna. Ripeto, comando aereo sud a tutte le basi. Stato di preallarme. Per operazione la colomba non deve volare. Ripeto, l'autonomia degli aerei italiani è di 3.000 km. Non deve volare. Calcolando il volo di rientro, potranno agire solo in questo raggio. Per quanto non credo che sarà loro possibile sfuggire alla nostra intercettazione. Rondine 1 chiama Aquila 1. Rondine 1 chiama Aquila 1. Attenzione, messaggio urgente.
La pista sarà pronta per le ore 23:30. Spiacente non poter partecipare con voi alla missione, avendo avuto ordine di spostarmi immediatamente in altra zona operativa. Attenzione possibili ospiti inattesi. Accenderò le candele alle 23:25. Buon divertimento da Marte 15. Chiuda conferma. Paolo, qui Marte 18, buona fortuna. Chiuda. Il nostro ricevimento è pronto. Ma comandante, Marte non era la sigla del suo corso. E infatti. Parlavo con un amico, un vecchio amico. Abbiamo preso il brevetto insieme. Da capo squadriglia a formazione. Attenzione, attenzione. Ci siamo. Stato d'emergenza. Atterraggio fra 2 minuti circa. Ripeto, stato d'emergenza. Atterraggio fra 2 minuti circa. Ecco le candele. Battiani, pensa al rifornimento. Subito, signore. Rastelli? Forza, ragazzi! Un'organizzazione perfetta, comandante. Già. Agli ordini. Un'occhiata ai motori. Sì, signore. Senti, Corsini, sarà bene provvedere a un servizio di sorveglianza tutto intorno al campo. Bene, signore. Non ce la faremo mai! Aveva visto giusto. Ma saranno solo loro, signore. Italiano, sergente. Trasmetti alla base che il loro tentativo di intercettazione non è riuscito molto bene. Vedi, che vi dicevo? È capace di tutto, perfino a far volare i trattori. Rastelli? Quell'apparecchio deve poter ripartire.
La pompa dell'olio. Me la controlli, sergente, per favore. Non la pompa. Te devi sistemare il tubo compressore. Devi andare sotto con il cacciavite. Te l'ho già detto 2 volte, poi ad un mondo ladro. E io, boiaccia della miseria, t'ho detto 2 volte che mai scocciato. Bene, signori. Comunque vadano le cose, gli inglesi ormai saranno sul chi vive. Attaccheremo da nord volando il più basso possibile, cercando di sfuggire alla loro intercettazione. A 2 minuti da Manana saliremo a quota 1000 per il bombardamento. Tenente Venier, se mi dovesse succedere qualche cosa, lei prenderà il comando della formazione. Signori. Il segnale. Corsini, noi partiremo per ultimi. Intanto fate collare tutti. Quando tocca a noi, lancia un razzo rosso. Dopo 2 minuti, se non vedi nessuno, parti. In bocca al lupo, comandante. Crepi il lupo. Andiamo, ragazzi. Giù! Fuoco! Sergente, avverta la base. La radio è stata colpita. Attenzione le 4. Dove vai? Se il tenente permette vorrei dare una mano al comandante. D'accordo. Aspetta un momento. Mi scusi, signore. Ma ti vuoi beccare una medaglia tutto da solo, pronto ruffiano? Assolutamente passare. Ehi, Marco! Il camion! Bastiani, vieni via! Una raffica e filiamo. Via, presto. O sono morti tutti o se ne sono andati. Su.
Nessuna notizia del maggiore Harris. Da intercettazione a comando base. Da intercettazione a comando base. Nessun movimento aerei da segnalare. Tutta la zona in 3 allarme è tranquilla. Intercettazione a comando base. Intercettazione a comando base. Aerei nemici in settore H7, 29 gradi, direzione est. Ripeto, aerei... A terza squadriglia caccia a portarsi su settore H7, 20... Coriandoli. Un momento. Rettifico. Campo magnetico su intercettatore. Non trattasi aerei nemici. Ripeto. Terza squadriglia caccia a rientrare alla base. Ripeto. Terza squadriglia caccia a rientrare alla base. Siamo a 3 minuti da Manana. Portelli. Fuori! Fuori! Terza squadriglia caccia. Aerei nemici dirigono-si sul settore H8, 18 gradi, direzione nord. A terza squadriglia caccia. Aerei... Da comando a tutte le zone operative, ripeto. Da comando a tutte le zone operative. Attenti, ce l'abbiamo in coda. Ore 10. Comando base Delta da Aquila 1. A comando base Delta da Aquila 1. Missione compiuta.
Torniamo su rotta prestabilita, tenersi pronti. Rientrano 2 aerei e 8 uomini di equipaggio. Chiudo. Venier, attenzione nelle virate a sinistra. Hai 2 longaroni spezzati e non dimenticare la pompa dell'olio. D'accordo? E vola basso. Ci può contare, comandante.